Non stiamo parlando di aumenti di qualche punto percentuale, ma stiamo parlando di bollette che sono quadruplicate o in alcuni casi quintuplicate, e quindi la domanda spontanea che un commerciante si fa è: vale la pena lavorare per pagare le bollette? La risposta è evidentemente no. Il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI Veneto Mario Conte, capisce e definisce giustissima la protesta che alcuni commercianti minacciano di portare avanti contro il caro bollette, ovvero di non pagare le fatture dai costi in alcuni casi anche quadruplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Prezzi di gas ed energia che potrebbero costringere molte realtà a chiudere o fermare la produzione in autunno. Una provocazione e un'azione concreta. Solo il tempo dirà se la disobbedienza fiscale verrà davvero attuata, ma per CGIL e Confindustria Belluno non può essere questa la soluzione. La disobbedienza, certo, se non ci saranno risposte, cos'altro fare? Però non è la soluzione. È una soluzione, è un tamponamento, ma non è la soluzione. Le aziende italiane sono aziende che possono e devono continuare a competere sui mercati europei e internazionali. Qui non c'è da lanciare messaggi di disobbedienza, qui c'è invece da stringersi, evitare che venga meno anche la tenuta e la coesione sociale del paese, e soprattutto c'è da chiedere a chi ha di più, a chi sta guadagnando di più, a chi sta meglio, di contribuire per cercare di tenere insieme questo paese. Comprensibile per il presidente di Unioncamere Veneto Pozza il malumore manifestato soprattutto dal mondo della ristorazione e degli hotel. Avanza questa idea perché purtroppo siamo con l'acqua alla gola, uso questo termine perché un po' tutte le imprese sono prese nelle stesse condizioni. Però un settore come quello della ricezione e della ristorazione è preso male rispetto a tutti gli altri. Hotel che hanno visto bollette dell'energia passare dai 5.000 euro del 2021 ai 20.000 di quest'anno, quelle del gas da 1.200 a 5.800 euro. Anche qui dilaga il malessere, c'è chi paventa la possibilità di non pagare le fatture. Per il presidente di Federalberghi Provinciale una provocazione per attirare l'attenzione sulla situazione definita drammatica. Le bollette si pagano, ma si chiede al governo che ci venga incontro se non si vuole mettere in ginocchio un'intera categoria. È solo una provocazione. Dopo ovviamente non possiamo entrare nella testa di tutti, ma voglio dire, non avrebbe nessun senso non andare a pagare la bolletta, questo dico. Ha senso sì protestare. Ci troveremo costretti a chiudere gli alberghi, non a non pagare le bollette.